5.000 mi piace e insieme a tutto il Napoli Creators andiamo a mangiare il miglior panuzzo di Napoli. E Waiu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, a parte che si mangia e quindi felicità proprio all'estrema potenza, ma oggi andremo a provare per la primissima volta il miglior panino di Napoli, certificato, o almeno è stato votato così dal Gambero Rosso, che come sappiamo è una grande casa editrice italiana specializzata in enogastronomia, attraverso la pubblicazione di guide, trasmissioni televisive, riviste e chi più ne ha più ne metta. Oggi Waiu, insieme a Roberta, andremo a provare il miglior panino di Napoli. Ma non è proprio un panino. Dove andiamo? Mi amare, espresso macchiato, per favore. Signori, stasera ci troviamo da Okuz Till. Lo so, mi sembro tipo uno di Canale 5, sai, un giornalista importante, invece no, sono sempre solito scemo. Stiamo provando questa sera il Cuzzitillo, nonché il panino migliore di Napoli. Come avete sentito dall'intro, non l'ho detto io, ma il Gambero Rosso. Tra l'altro è stato il primo store di Cuzzitillo al mondo ed è stato premiato sempre dal Gambero Rosso come street food dal 2020 al 2025. Siamo proprio dall'eccellenza campana, quindi non vedo l'ora di provarlo e ovviamente non sono solo. Diamo però prima uno sguardo al menù, cioè per capire che tipo di cuzzotielli ci sono in sé. Allora, come stiamo leggendo qui abbiamo il San Gennaro, il Forcella, Foroport, Nerano, Sanità, Quartieri Spagnoli, Paesi Vesuviani, Poggioreale, Vegano, Spaccanapoli, Scarulilla. Vabbè, comunque state sentendo molti nomi tipici proprio di Napoli, delle zone di Napoli soprattutto. E io entrerei dentro, vabbè, a parte i cuzzotielli hanno anche ovviamente le patate che a noi piacciono sempre tanto, le polpette, i cuzzotielli dolci con Nutella e granella di cocco, Nutella e granella di pistacchio. Vabbè, entriamo dentro e vediamo che c'è a mangiare. Buonasera. Allora, la nostra prima volta, quindi volevo assaggiare un po' di cavalli di battaglia di cuzzotielli. Qual è quello che mi consigli tu? Va bene, io provo la genovese, tu? Quello con le polpette fritte, Mac Cuzzutello. Polpette fritte, prova. Potresti provare con i peperoni se ti piacciono. E allora facciamo così, con i peperoni. Bello, la preparazione in diretta. Guardate qua che spettacolo, marmellata di genovese, che è quella là che poi capiterà a me nel mio. Bello. Ma non capita, fai proprio scelta. A few moments later. Grazie. Vedi, diciamo quanto è la tua testa. Mamma mia, devo capire come si mangia. Allora signori, possiamo dare il via alle danze. Io però prima di tutto voglio spiegare magari ai miei esperti che cos'è il cuzzotiello. Allora voglio il cuzzotiello come... È il culetto del pane. Esatto, cioè proprio la parte finale del pane cafone, che nell'antichità veniva usato per essere inzuppato tipo nei vari condimenti, comunque nei vari preparati, tipo non so, salsicce e friarelli, ragù soprattutto, polpette. Infatti qui ci stanno vari gusti come avete visto prima, vari tipi, vari preparati. Io ho scelto ragazzi, secondo me il migliore, è quello più venduto e anche il mio preferito. Vado alle ciance. Vai. Fa paura. A parte l'odore, voglio. Cioè già all'inizio avevo sentito l'odore, faceva paura. Ma poi voglio il pane. Il pane sentivo perché il pane è fresco. Esatto, cioè proprio il pane fresco, voglio. È croccante al punto giusto. È proprio quella qualità di pane che mi piace a me. Pure a me piace così. Come si chiama? La palatina? Sì, è la palatina, voglio. E poi la cosa principale, secondo me, più importante di tutte, è che non è duro, non è tosto. No. Cioè riesci a strapparlo bene. Cioè al morso si strappa proprio una meraviglia. Beh, penso che ti è piaciuto, so dire. Mamma mia, io oggi ho capito perché è stato tipo premiato come il migliore. Buonissimo. Veramente buono. Pure i condimenti. Credo che lo fanno, cioè è loro, è di loro produzione, è proprio la loro, la roba che mettono dentro. Sì, lo fanno La loro. preparano tutto quanto loro. Te lo giuro, la carne dentro. Wow, come vorrei assaggiare questo, però ovviamente non lo posso assaggiare perché c'è la Assaggiare provola. questa parte di qua. La parte di sopra, con la polpettina e i peperoni. Non esagerare che c'è la prova. Buonissimo. Spettacolo. Oggi guardate qua, la qualità del pane. Poi come avete visto dentro ci stanno tutti i panni già pronti sotto, alcuni già tagliati a cuzzotiello, altri invece da tagliare. E poi stanno tutti i condimenti. Stanno salsicce e friarelli, i peperoni, vabbè, la provola, le polpettine, la crema di genovese. Tutti già preparati, che però devono essere comunque ancora fritti. Poi ovviamente riscaldato, il pane è stato riscaldato, sì. infatti si sente. Signori, voglio farvi gustare insieme a me questo pezzo di pane da molto più vicino, ve lo faccio vedere.
Guarda, è il pezzo di pane più buono che abbia mai assaggiato, con tutto quello che c'è dentro. È spettacolare. A parte che non credo di fermarmi qua, penso di provarne anche almeno un altro, con qualche altro gusto che mi dice magari lui, tra i più venduti, comunque qualche loro cavallo di battaglia. La carne è buonissimo, clamoroso. Io una volta, un annetto fa, con Sciale, ho assaggiato per la prima volta su YouTube il cuzzitiello milanese. Cioè nel senso un altro locale che hanno aperto a Milano che si è specializzato soltanto in cuzzitielli. Quello era buono, vi giuro, cioè non ha proprio niente a che vedere. Infatti loro sono stati i primi, ci tengono anche a farlo sapere, a specificarlo, perché giustamente sei stato quello che ha lanciato un trend, una moda, e poi dopo vieni un po' comunque emulato, copiato, ci sta. Da un altro morso, voglio l'ultimo per voi. Ma che muzza, che bravo. Come ti è piaciuta l'idea di venire a provare il cuzzitiello? Perché questa è proprio una parte del pane che mi piace di più. Buonissima, poi la polpetta, i peperoni. Guardate qua, voglio. Guardate qua, poi è fumante ancora. Cioè comunque ce l'abbiamo da, penso, 5 minuti in mano. Comunque fuma ancora. Ah, bello, proprio la polpetta a mucche, pigliate. Morso completo. Ah, per concludere, la cosa bella che ho detto è il pane, è proprio la cosa migliore. Poi tutto quello che c'è dentro ovviamente devi essere bravo a saperlo preparare. Infatti dopo gli vado a fare i complimenti. Però voglio, tutto parte dal pane. Cioè il cuzzitiello è proprio pane. Se già il pane me lo picchi, allora non partiamo bene. Poi partiamo benissimo. E non ti dico il gambero rosso. Una tragedia quando mi chiamavano, perché io effettivamente non ho mai comprato prodotti, perché poi mi è stato detto tu se compri prodotti sponsorizzati da loro magari entri nel circuito, sapevo manche chi erano e chi poi gli vendeva i prodotti, l'ho conosciuti dopo, la prima volta che mi hanno chiamato per dire guarda hai vinto il premio miglior street food del Gambero Rosso, non ci credevo, mi sono informato, la persona che mi ha chiamato chi fosse era una delle direttrici e ci invitavano poi ad andare a Roma per ritirare il premio. Da allora usciamo sempre sulla guida, abbiamo conosciuto varie aziende poi che con loro collaborano. Adesso invece ripigliamo, non so se ci sta nel circuito ma mi sa di no, Musta Rosso che sta ammazzando su Sarno, un ottimo prodotto. Ti dirò, da quando abbiamo aperto quasi 9 anni fa ad oggi, in tanti mi dicono hai aumentato i prezzi, sì, ho aumentato i prezzi. Quando ho aperto 9 anni fa la passata di pomodoro costava X, adesso costa X più Y, però per fare un ragù come si deve, oltre alla mano buono, ci vuole la carne buona, pomodoro buono. Confermo. Vabbè, nulla al caso, nel senso tutti i prodotti che oggi c'hai sono buoni perché comunque c'è un'accortenza dietro tutto, c'è uno studio dietro. La carne che utilizziamo è carne che mangiamo anche noi a casa. Quando vengono di fornitori ogni giorno, almeno una volta a settimana che ti vogliono vendere il loro prodotto, sai? Però io con il mio mi trovo bene, quindi è una brava persona, è una piccola azienduccia, quindi riesce a darmi la qualità sempre. Magari quello grande Già hai detto che stai da 9 anni qua più o meno. Sì. Qualche soddisfazione ve la siete tolta, oltre al Gambero Rosso, tante soddisfazioni. Vabbè, ma le nostre soddisfazioni più grandi sono i clienti che vengono e ritornano poi, perché quello di passaggio, ecco, nella zona turistica magari fai più numeri sicuramente, però quello di passare, passa, mangia, ma è buono o non è buono, il turista non sa bene come deve essere questo tipo di prodotto. Sì. È buono perché sicuramente non si è mangiata una cosa strana che fanno a casa loro. Certo. Però qui invece, ecco, noi riusciamo a portare tanto turismo, più a pranzo che a cena, perché di sera è un posto un po' più isolato, però ne portiamo tanto, ma tanto proprio. Allora, io ne vorrei assaggiare almeno un altro. Per un altro cavallo di battaglia. Io ti farei provare quello con il ragù, ti faccio un misto di carne al ragù, ti faccio un mix tra il San Gennaro e Sanità, però anziché metterti poi le melanzane a funghetti del Sanità, ti metto i friavirli dello Spaccanapoli, faccio un misto ragù con i friavirli, senza prova perché tu non puoi mangiarlo purtroppo. Il pane lo produciamo noi, non è un pane industriale. Diciamolo. Ma io guarda, è stata la prima cosa che ho notato, proprio quanto è fresco il pane. Fresco, ma soprattutto vedi non è tutto uguale, perché non lo fa la macchinetta, ma lo fanno le mie manine a volte nere di lavoro. Che non è proprio quello che fa la differenza. Vabbè, ma è un po' in tutto, poi c'è chi ci crede e chi no, però la differenza è quella, l'artigianalità dei prodotti. Andiamo a spingere giù perché altrimenti ci va poco, non dobbiamo fare i furbi, dobbiamo riempirlo ed è completo. Signori, allora qui c'è di tutto praticamente, come avete visto dalla preparazione, dalla spiegazione, ha fatto un mix di panini, ma poi è straculmo, cioè non è che, sai, fa parte regno, no, un po' pino, va bene. Guarda, come è soffice il pane, mamma mia. Fa paura pure questo, ma poi ti arriva subito il sapore, ti arriva proprio subito. Il pane, come avete sentito, lo produce lui con le sue mani, tutto quello che c'è dentro lo cucinano loro e questo è il segreto, ragazzi.
Facci piare tutto pezzi di carne bello e mocca. Questo è veramente uno spettacolo. Brava, hai messo il rossetto rosso. Io vi dico la verità, questo piccolo locale, questo piccolo takeaway, non lo conoscevo. L'ho visto perché per puro caso, vabbè, sai, volevo fare un video, ho scritto miglior panino di Napoli, eccetera. Mi è uscito questo, ma subito incuriosito, perché? Perché è una cosa proprio tradizionale, proprio una cosa nostra, cioè Cuzzutiello, che è nata. Però con quest'anno da 9 anni, quindi comunque è parecchio. Non l'hai mai visto, non l'hai mai cercato, effettivamente è una zona che io non frequento. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore, por favore. Ma pure questo già. Voglio dare solo un morso. Ah, solo una capata. Qua, guarda qua, tutto concentrato qua. Ah. E morsi a soddisfazione session, please. Buono. Secondo me un cucciolello con ragù è molto su. Proprio il classico Cuzzutiello. Questo è il classicone. C'è proprio il re Cuzzutiello con il re condimento. Da provare assolutamente, ve lo consiglio al 101%. Dario il proprietario, fa pure prima, una persona proprio squisita, molto disponibile, già si vede, quindi mi fa piacere, merita. Ah ragazzi, poi cosa che non avevo ancora notato, c'è anche un'offerta per gli studenti, solo a pranzo per ogni Cuzzutiello avete anche acqua o Pepsi in omaggio. Qui c'è il numero, tra l'altro qui non mi ricordo come si chiama la strada. Ok, ho appena controllato, si chiama Via Rimini 51, ragazzi. Poi mi fate sapere. Allora ragazzi, noi le Cuzzutiello abbiamo provate, super approvate, l'ho detto, venite ad assaggiarlo. Voglio ringraziarti, ma per niente più che altro, ma per la disponibilità, per la gentilezza. Nulla di che, non ho fatto nulla di che, anzi voi siete stati gentilissimi a differenza di tanti altri, vabbè lasciamo perdere. Se vi è piaciuto il video lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E guaiu!